When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Ciclismo di prestigio per il tradizionale appuntamento di fine anno per la consegna del Giglio d'Oro. Quest'anno il Giglio d'Oro propugnato da Saverio Carmagnini è giunto alla 40esima edizione e la consegna, il teatro della consegna è il Meridiana Country Hotel qui a Ponte Nuovo di Calenzano, gestito appunto dalla famiglia Carmagnini. Vincenzo Nibali è il vincitore del premio del 40esimo Giglio d'Oro, challenge a punteggio che ogni anno designa inequivocabilmente il miglior ciclista italiano e sarà premiato anche per la vittoria al Giro d'Italia 2013. Vincenzo Nibali, quest'anno direi è stata sicuramente, dovresti fare un po' in una statistica, una delle migliori annate della tua carriera, si può dire questo? Certamente è stata sicuramente una stagione veramente fantastica dall'inizio alla fine, un po' sfortunata proprio nel fine stagione, però alla fine bisogna essere contenti perché comunque è stata una stagione da incorniciare con la vittoria del Giro del Trentino, della Tirreno e del Giro d'Italia. Ecco, senti, hai detto qualcosa da sfortuna, dovessi recriminare qualcosa, ti sei più arrabbiato, forse arrabbiato oppure recrimini un po' di più sulla Vuelta o sul Mondiale di Firenze? Ma forse la rabbia proprio a quel punto era proprio sul Mondiale di Firenze, perché correre un mondiale così, scivolare proprio a 2 giri dalla fine è come perdere un po' tutto, poi grande rientro, quindi ho speso tantissime energie, quindi che poi sicuramente sono mancate un po' nel finale. Però tutto sommato la stagione è stata perfetta, quindi non si può volere tutto, quindi sono molto contento. Ecco. Una curiosità, molti hanno criticato Valverde al Mondiale perché dicevano doveva chiudere su Rui Costa, tu eri dietro, perché come se tu probabilmente allo sprint non avresti avuto chance, ma se avesse chiuso non è che poi tu potevi anche avere le chance di battere in volata lui. Ma sai, dopo 280 km comunque un mondiale pesa sulle gambe di tutti, quindi poteva succedere di tutto, basta che uno fa uno sforzo prima, dopo non lo ritrova, quindi è ovvio che questo cambiava tantissimo l'andamento della corsa. Poi sicuramente avrà avuto i suoi motivi Valverde e così non so cosa dire altro. Tu diciamo non ti sentivi finito, chiuso allo sprint, in caso fosse arrivato voi quattro? C'è stato, non si è visto, ma lo sprint non è che è stato molto corretto, anche perché sono stato letteralmente chiuso sulle transenne, dalla parte opposta mi ha proprio spostato tutto dall'altra parte. Ecco, quindi non era così, non era scritto che avrebbe vinto. No, non era scritto, comunque anche la rabbia forse è stata anche per quello non essere riuscito a prendere una medaglia. Senti, a parte che la prima vittoria del 2014 sarà l'erede che probabilmente dovrebbe nascere a febbraio. Ma sì, infatti a febbraio, marzo, quindi ci sarà questo evento, siamo tutti contenti, la moglie sta bene e nient'altro. Ecco, il tuo programma l'anno prossimo sarà pochissimo italiano, cioè molto, non farai la fine Adriatico, Parigi-Nizza, poi altre gare e poi il Giro ormai sembra molto più no che sì. Ma vedremo, sicuramente il mio calendario è molto internazionale, lo è stato sempre, e quest'anno vedremo un po' anche con le gare. Comunque non è detto, posso subire dei cambiamenti anche in corso e poi lo vedremo gara dopo gara. Ecco, la squadra come ti sembra la strana versione 2014? No, la squadra, il gruppo è sempre il solito, è cambiato qualche elemento, ci sono dei nuovi arrivi come quello di Vestra, di Pellizzotti, di Scarponi, quindi sono tutti dei grandi corridori che già al primo ritiro si sono inseriti benissimo e siamo comunque tutti contenti, quindi poi il prossimo ritiro sarà a Calpe in Spagna e lì potremo pedalare già tutti i giorni insieme. Le parole ne parlano tutti un gran bene, premiato anche Fabio Aru. Ma Fabio sicuramente anche lui ha fatto una bellissima stagione, il suo primo anno tra i professionisti completo, quindi ha dimostrato di avere delle buone qualità e poi sta a lui comunque continuare anche così. Poi i Cannibali dovranno venire in Francia molto probabilmente l'anno prossimo, non dico solo per il tour, ma insomma. Vedremo, perché comunque anche loro hanno tantissimi impegni, però ci sono sempre, seguono come posso, quindi sono contento anche di avere un gruppo così. I Cannibali veramente sono un po' rumorosi, quindi sì, anche se non ci sono si fanno sentire. Un ricordo su Bruno Malucchi?
Ma Bruno è stato veramente una grande persona. Quando sono arrivato ai tempi della Mastro Marco è stato un po' come una seconda famiglia insieme a Franceschi. Il Mastro Marco era questo qui, il suo essere di squadra, erano sempre presenti. E ricordo anche quando ho fatto le scuole proprio qui nella Toscana, erano loro che solitamente andavano a parlare con i professori, quindi posso già dire quanto sono state persone vicine a me, e comunque questo è veramente... Cosa dire? Manca a tutti, quindi la sua mancanza si fa sentire e nient'altro. Ultima cosa, tu sei ormai definito dai giornalisti, tutti come un ragazzo, cioè un atleta da grandi giri a tappe e da classiche di un certo livello, tipo Sanremo, Lombardia, Liegi-Bastogne-Liegi. È un'etichetta riduttiva secondo te questa? E poi, facendo una domanda consecutiva, diciamo... Guarda, l'opinione della gente sì, è molto importante, però sicuramente io cerco di fare bene tutte le gare, dalla prima all'ultima, che sia la corsa di un giorno, che sia la corsa internazionale di un giorno, che sia la corsa a tappe di una settimana o quella più lunga come il Giro o il Tour, quindi cerco di interpretare le corse sempre a piacere mio. È naturale che poi i maggiori risultati l'ho avuto nelle corse a tappe, quindi ne ho vinte tante fino ad ora, ho fatto tantissimi piazzamenti come secondi e terzi, quindi cerco sempre di essere lì a lottare, sicuramente sempre per la vittoria. Gli avversari sempre i soliti, Gli avversari sì, sono sempre loro, quindi si andrà a rinnovare poi la stagione. Comunque c'è qualche stagione migliore, qualche stagione peggiore, quindi poi vedremo. Via San Luis. La partenza sì, sarà il Giro di San Luis. Fabio Aru riceve il premio della rivelazione qui al Giro d'Oro dopo il tuo capitano Vincenzo Nibali, che ha rivinto questa challenge. Ti posso dire che forse lo sai già che porta molto bene vincere il Gran Premio Rivelazione qui a Giglio d'Oro. Sì, è un premio di cui sono molto onorato, insomma, mi fa molto piacere essere qua. Infatti ringrazio i vari organizzatori per avermi assegnato questo premio. Sicuramente è stata una stagione molto importante, che mi ha insegnato tanto quest'anno, quindi adesso abbiamo già iniziato a lavorare per il prossimo anno e vedremo di fare qualcosa di buono. Ecco, senti, tu sei, non dico esploso, però diciamo tutti sapevamo che andavi bene in salita, che è un ragazzo adatto alle gare a tappe, però diciamo che al Giro d'Italia hai avuto un inizio un po' sfortunato anche perché non stavi bene di salute e poi sei venuto benissimo fuori nelle tappe decisive, quelle poi sono servite anche a Vincenzo per vincere il Giro. Ma sono partito bene all'inizio, poi con l'acqua che abbiamo preso sono stato male a metà giro. Dopo la tappa di Firenze, che c'era il giorno di riposo, ho fatto 3 giorni in cui sono rimasto attaccato proprio con le forze mentali più che fisiche, e poi mi sono ripreso anche perché ci tenevo a dare una mano a Vincenzo. Dai, ho fatto il massimo e appunto un uomo in più in una squadra di un giro è sempre importante. Prospettive, questo riconoscimento come rivelazione 2013 al Giro d'Oro ti darà spinta, abbiamo già detto, per un 2014 anche ancora migliore. A cosa puoi aspirare da un punto di vista proprio, come dire, senza porti traguardi troppo esagerati, però qual è il tuo obiettivo di massima per il 2014? Ma l'obiettivo principale è quello di crescere e migliorare ancora, poi i risultati vengono di conseguenza e poi vedremo come andrà. Un sogno nel cassetto? Ma non ho un sogno in particolare, il mio obiettivo è quello di crescere e di andare sempre ogni anno meglio, questo è il mio obiettivo. Direi che con l'Astana hai trovato l'ambiente ideale. Sicuramente è una grandissima squadra e con dei corridori e direttori sportivi all'altezza, e quindi questo non mi fa che sono abbastanza tranquillo, quindi andiamo avanti così. Matteo Trippi è di Castiglion Fiorentino come un certo Daniele Bennati, se non sbaglio, quindi dovresti conoscere molto bene, però diciamo hai sfondato qui alla Foscobessi, quest'anno hai vinto il campionato italiano, molti piazzamenti, altre vittorie per distacco, e ora sei qui a questo Giglio d'Oro 2 per un riconoscimento e penso ti darà una spinta. Sì, esatto, sono dello stesso paese di Daniele Bennati, abitiamo vicino, delle volte ci alleniamo anche assieme
Che Daniele ha vinto il Giro d'Oro, come rivelazione. Sì, sì, l'ho letto prima nell'Albo d'Oro e credo che sono onorato di essere qui con tutti questi campioni. Ho letto l'Albo d'Oro, mi ha fatto un certo effetto essere inserito in un Albo d'Oro così importante. Senti, vittoria vedetto campione italiano, l'anno prossimo debutti tra gli Under 23. Sì, l'anno prossimo sarò con il team Mastro Marco. Ci siamo ritrovati già 15 giorni fa, credo che il gruppo è ben amalgamato. Siamo 17, però credo tutti Under 23 e credo che possiamo far veramente bene. Paolo Savoldelli ha bisogno di presentazioni, vincitore del Giro d'Italia, e voce anche per diverse stagioni anche sulle canali Rai per tante manifestazioni importanti. Ora ha ricevuto questo premio intitolato Arturo Santeria, un giovane giornalista scomparso non molti anni fa. Penso ti faccia piacere, Paolo, questo. Ma sicuramente è un premio molto rinomato, ormai è da qualche anno che viene assegnato. La cosa bella è che la votazione viene fatta dai corridori che scelgono il giornalista, tra virgolette, perché io sono un commentatore tecnico e sono venuto volentieri qua nella patria, diciamo, del ciclismo, dove c'è tanta passione, a ritirare questo premio. Senti, c'è la voce anche più una voce che tornerai a fare radiocronache, telecronache dalla moto alle gare più importanti del calendario internazionale. Ci puoi confermare qualcosa? Ma per il momento non c'è niente di confermato, può essere, io non ho avuto nessun problema con la Rai, mi sono sempre trovato bene, è stata una mia scelta poi di abbandonare per quest'anno e può darsi che accada, ma per il momento non c'è niente di certo. Filippo Magli è il vincitore del terzo Memorial Tommaso Cavorzo e qui c'è il babbo di Tommaso, Marco Cavorzo, che ha voluto con questo premio che ricorda suo figlio, scomparso in incidente stradale veramente tragico, appunto dare una spinta per tutto quello che possa servire a migliorare la sicurezza di questi ragazzi. E lo chiedo a Marco, siete a buon punto? Ma no, la strada è molto, molto difficile e purtroppo la colpa è di noi adulti, che in questo periodo ho potuto verificare non siamo educabili, ed è per quello che io ho rivolto la mia attenzione verso i ragazzi più giovani e quindi cerco di coinvolgerli in queste iniziative o in convegni o in attività ludiche, in modo di sensibilizzare loro non verso l'educazione stradale ma verso il rispetto per gli altri, perché questo è il problema. Mentre per quanto riguarda noi più anziani, purtroppo l'unico modo per arginare questo grosso problema, che è il più grande problema riguardo la mortalità dei nostri ragazzi, tenete presente che in Italia mediamente muoiono 12 persone al giorno, è la più grande strage e si vive per la strada. Per gli adulti c'è solo il deterrente della punizione, devo dire, e c'è un progetto di legge ma giace fermo da 3 anni in Parlamento perché altri evidentemente sono gli interessi dei nostri politici. Non è una situazione bella, ma di cose migliori parliamo con Filippo Magli, giovane ciclista esordiente secondo anno, spesso piazzato, però anche migliore in Toscana con le classifiche di rendimento, e ricevi questo Memorial Cavorzo. Ti fa piacere, fra l'altro diciamo tu sei stato anche secondo al campionato toscano e quarto al campionato italiano, un quarto posto ti accomuna un pochino in piccolo Annibali, perché anche lui ha fatto quarto al mondiale, quindi quarto posto, la medaglia di legno, tutto sommato però serve a definire le qualità di un corridore. Ma diciamo che l'accomunamento con Nibali è un po' approssimativo, diciamo che il campionato italiano non è proprio la stessa cosa di un campionato mondiale. Come piazzamento chiaramente non è la stessa cosa. Sì, come piazzamento sì, diciamo che non ho per ora le stesse caratteristiche di Nibali, però insomma la vittoria di questo Memorial comunque mi dà un buono spunto per ripartire anche per il prossimo anno con la categoria allievi. Direi che la più applaudita di questo 40° Giglio d'Oro è stata Marina Romoli, perché lei è stata una grandissima ciclista giovane a livello giovanile di grande valore. Poi un tragico incidente l'ha costretta purtroppo su una sedia a rotelle. E oggi abbiamo parlato con anche altre persone della gravità del problema del traffico che spesso uccide anche, non solamente rende purtroppo invalidi, come è successo il caso di questo Tommaso Cavorzo, ragazzo che conoscevo anch'io qui della zona fiorentina, che purtroppo non è più con noi. Ecco, questa è una piaga veramente grossa, perché il ciclismo è uno sport pulito e che purtroppo è indifeso sulla strada, lo dimostra sia negli allenamenti, a volte anche nelle gare purtroppo.
Sì, purtroppo i ciclisti sono una categoria molto a rischio, soprattutto nelle fasi di allenamento, perché non c'è una protezione, non c'è una moto che comunque sia ti segnala un'auto così, e quindi in strada sei quasi sempre da solo, le strade sono sempre le stesse, le macchine sono sempre di più e quindi le macchine, come dici tu, vanno sempre più forte e quindi purtroppo il rispetto ce n'è poco, e secondo me è questo su cui dobbiamo puntare, su comunque sia un'educazione da parte dei giovani proprio al rispetto del ciclista e del pedone, che comunque sia sono coloro che usano la strada e sono i più indifesi, quindi dobbiamo cercare di lavorare su questo, perché il casco sì ci salva la vita, ma poi servirebbe molto di più, perché nel resto del corpo siamo completamente liberi e vulnerabili. Oggi però hai ricevuto un premio per un grandissimo, intitolato Un grandissimo ciclismo non solo toscano ma mondiale, come Gino Bartali. È stato detto nel conferirti questo premio che ti può avvicinare a Bartali l'umanità e la determinazione. Sono due doti che ti appartengono. Sì, io assolutamente sono onorata e non sono nemmeno all'altezza, diciamo, di quello che è stato Gino Bartali, perché veramente è stato un personaggio fantastico che ha aiutato veramente tantissimi ebrei a costo della sua vita. Scusa, l'hai appreso dai giornali o hai visto anche la televisione, la storia, tutto? No, comunque sì, ho sempre seguito, hanno fatto anche il film su di lui, libri, riconoscimenti proprio da quest'anno, quindi lui è il giusto dei giusti, perché era un campione di bicicletta, ma facendo il ciclista copriva quello che era la sua attività di uomo, che era quella di proteggere persone che comunque sia non si potevano difendere da sole. E quindi sono veramente onorata e io cerco di fare del mio con la Marina Romoli Onlus proprio per aiutare. Questo Onlus, ci puoi parlare di questo Onlus? Sì, infatti aiutiamo i ciclisti sfortunati che hanno avuto gravi incidenti in bicicletta e sono rimasti quindi invalidati, hanno bisogno di un aiuto economico, ma cerchiamo soprattutto di guardare al futuro per far sì che la ricerca abbia i fondi necessari proprio per trovare una cura alle lesioni spinali, così che nessuno debba più vivere l'incubo che è della paralisi, che è quello che sto affrontando io e molti altri ragazzi che non possono più né camminare né avere una vita indipendente. Senti, ultima cosa da microfono Toscana TV a livello regionale, tu dovessi lanciare un appello, uno slogan, qualcosa per far riflettere la gente su quello che può succedere a guidare un po' da pazzi un'automobile? Dovete pensare che quando siete in macchina non siete soli, perché la strada è di tutti e diciamo quelli che sono in strada con voi, ciclisti, pedoni o altri automobilisti, possono essere i vostri familiari, i vostri figli o i vostri amici. Quindi massimo rispetto per tutti e a volte cerchiamo di riflettere un po' di più, di dare più la precedenza e di aspettare un attimo, di perdere qualche minuto per non perdere la vita. Ti auguriamo tutto il bene possibile per te e per la tua fondazione. Ok, grazie a tutti. Paolo Poli è un gradito ospite di questo 40° Giglio d'Oro qui a Ponte Nuovo di Calenzano. Non è stato premiato, però lei sta dando un premio, come dire, virtuale al ciclismo, perché ha detto che le porte del suo autodromo sono spalancate, l'autodromo del Mugello sono spalancate per il ciclismo. Già da tempo collaboriamo con Marco Cavorso e con il Cicloclub Appenninico, perché questi bambini hanno sempre più necessità, soprattutto in tenera età, di avere dei luoghi sicuri dove potersi allenare, dove poter approcciare il ciclismo, dove poter fare i loro primi passi in tutta sicurezza. L'autodromo del Mugello, che di per sé è una struttura importante, grande, se vogliamo anche ingombrante per il Mugello, e per il territorio della provincia di Firenze, ha risposto alla necessità di sicurezza aprendo i propri spazi per consentire queste attività, come dicevo, in assoluta sicurezza. Comunque lei ha già preannunciato una 24 ore del Mugello dedicata al ciclismo nel 2014, siamo a buon punto? Siamo a buon punto, è già stata individuata la data, stiamo mettendo insieme le componenti necessarie perché
si possa organizzare anche in Italia uno di questi grandi eventi che già all'estero attira migliaia e migliaia di appassionati. Alfredo Martini è l'ospite illustre veramente di questo 40° Giglio d'Oro, ha voluto esserci sicuramente anche per come dire, dare una soddisfazione a questo grand'uomo per quello che riguarda anche il ciclismo, che è Saverio Carmagnini. Io ti chiedo proprio, Alfredo, un giudizio su Saverio e sul suo impegno in tutti questi anni a favore del ciclismo. Saverio ha saputo tenere fede a quello che aveva scelto di fare, questo Giglio d'Oro, dove si sono alternati gente come Gastone Nencini, Vasco Baroni, Franco Ballerini. Rammento questi perché non ci sono più, ma dire non ci sono più forse è una cosa troppo scontata. Non ci sono più fisicamente, ma sono con noi. In questa riunione di stamattina erano presenti anche loro. E riguardo a Saverio ha saputo mantenere per 40 anni questo grande evento, che è uno dei premi più importanti del nostro paese. E penso che come il Giro d'Oro, un evento così non ha bisogno di addentellati, vive di luce propria. Senti, fra tutte queste 40 edizioni tu hai partecipato forse a tutte, non sono sicuro, hai partecipato a tutte le edizioni tu, Alfredo, del Giro d'Oro. Ecco, te ne ricordi una in particolare? Non dico quella che è stata più bella, perché i ciclisti dicono sempre, quando gli chiedi qual è stata la vittoria più bella, e loro dicono sempre l'ultima, è così anche per te? No, si ricorda volentieri che Moser, Francesco l'ha vinta 9 volte, si ricorda volentieri le vittorie di Saronni. Perché rammento questi due? Perché c'è stata una grande sfida per diversi anni fra loro, e quando uno dei due veniva premiato al Giro d'Oro era una bella festa. Giuseppe Martinelli è venuto qui a Ponte Nuovo di Calenzano a ritirare un premio, direi doveroso, perché glielo attribuisce un grande appassionato di ciclismo come Saverio Carmagnini, e questo premio riguarda la migliore squadra professionistica del 2013, che direi nessuno può negare è stato il Team Astana. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo fatto un po' incetta di premi. Sicuramente la vittoria del Giro d'Italia di Vincenzo ha dato veramente un'impronta importante al nostro team. Una vittoria che mancava forse da troppi anni nella nostra squadra, e con un investimento di Vincenzo sicuramente è la prima, e spero che non sia, insomma, credo che ce ne siano altre. Ecco, io ho intervistato prima Vincenzo, lo conosco da quando ero un ragazzino, si può dire, e ha detto, io ho detto, guarda, mi sembra che quest'anno Astana farà fare pochissime gare in Italia. Io ho detto, sì, sulla carta sembra così, però dice non è mica detto. Tu cosa dici? Ma sicuramente da quello che penso in questo momento, io credo che lui debba uscire un po' dal Club Italia e diventare più internazionale. La prospettiva Giro di Francia nel 2014 sarà un appuntamento importante per noi, e questo è un po' la strategia di quest'anno della squadra. Però i programmi si fanno, poi si possono anche modificare. No, in Italia ci saremo sicuramente qualche volta. Ecco, tu hai diretto grandissimi campioni proprio per le gare a tappe, vabbè, puoi fare anche tu i nomi, però li sanno tutti, da Pantani, Contador e così via. Ecco, come lo mettiamo questo Nibali? Come lo possiamo situare? Ma sicuramente tra l'elite di quei corridori dei grandi giri. Io credo che abbia un grandissimo motore rispetto a tante altre cose. Però strategicamente, una strategia di corsa è abbastanza importante, però in questo momento credo che valga veramente il motore. Devi avere un grande motore per vincere grandi giri, e lui in questo momento è uno dei pochi che ho visto io fino ad ora. Comunque la vostra squadra si è attrezzata anche per il Giro, avete preso Scarponi, c'è un giovane come Aru, come ve lo giocherete? Ma io credo che l'inserimento di Scarponi nella nostra squadra sia stato fatto con due obiettivi principali. Sicuramente quello di aiutare Vincenzo per primo al Tour, ma però anche per lasciar stare un po' tranquillo Aru. Io credo che debba crescere ancora qualcosina. Non volevo che già tutti pensassero che questo poteva diventare l'uomo da battere al Giro. Manca ancora molto tempo per arrivare al Giro d'Italia, e credo che
Scarponi può dare questa sicurezza, questa tranquillità. Io ho già vinto un Giro d'Italia con un giovane, con un capitano in squadra. Io insomma non voglio dire che possa succedere così, però sai, non si sa mai. Che anno è come direttore sportivo e tecnico, manager, quello che vuoi tu nel ciclismo, il tuo, questo qui? Lasciamo perdere quando hai corso in bicicletta, da quando diciamo hai smesso a ora, quanti anni sono? È il 29esimo, nel 2015 sarà il 30esimo e guardiamo un po' com'è. Il tuo palmarès come tecnico? Ma sai, io ho un palmarès sicuramente importante con 5 giri e 2 tour e così, però credo che comunque valga la pena di dire che ho avuto la fortuna di guidare molti campioni e quando hai un campione direttore sportivo sicuramente basta essere, non dico all'altezza, però basta avere la fortuna di guidare questi e si può diventare importanti. Ultima cosa, l'Astana, abbiamo già detto 2013, 2014 può ancora migliorare, è rafforzata? Abbiamo detto con Scarponi, ma in generale. Sì, abbiamo corridori che quest'anno non sono andati fortissimo e che l'anno prossimo secondo me possono veramente dare un qualcosa in più. Non so, prendo per modo dire, non so, a Kessiakov, a Gasparotto, a Guardini, perché non dimentichiamo che abbiamo un velocista che l'abbiamo preso, abbiamo investito molto e credo che nel 2014 qualche soddisfazione ce la dia. Sicuramente è una squadra molto forte, se tutti i singoli veramente vanno forte siamo sicuramente la squadra più forte del mondo in questo momento. Doveroso commentare questa 40esima edizione del Giglio d'Oro, riuscitissima direi perché veramente grossissimi ospiti e poi un premiato che veramente è il numero 1 del ciclismo italiano. D'altra parte è così, vero Saverio Carmagnini? Lo chiedo al promotore, al propugnatore Deus ex machina della manifestazione, perché la vostra challenge, lo dicevate nelle interviste, è uno specchio proprio preciso della realtà del ciclismo attraverso un punteggio che fotografa tutto l'anno di un ciclista. Questa classifica da sempre ha praticamente sottolineato il numero 1 dell'anno, della stagione. È una classifica che non ha mai sbagliato e quindi quello che noi andiamo a premiare è quello che poi si è distinto a livello nazionale. Io parlo degli italiani per quanto riguarda le gare a livello nazionale e internazionale. Vincenzo Nibali credo che quest'anno non abbia eguali da questo punto di vista per quanto riguarda l'essere il numero 1 della stagione. E il Giglio d'Oro non poteva che sottolineare, ho avuto anche questo privilegio di aver avuto un nome del genere per la 40esima edizione. Come giustamente è stato sottolineato prima, il primo anno Francesco Moser, il 40esimo Nibali, due davvero autorevoli personaggi del ciclismo che ci onorano nel mondo. Ecco, poi ricordiamo anche gli altri premiati, Fabio Aru per il premio intitolato a Gastone Nencini, Rivelazione, altro grosso personaggio, poi gli ho detto porta bene vincere il premio Rivelazione qui a Calenzano. Ma il premio Rivelazione, come ho detto anche a Fabio, è di auspicio perché poi è il preludio a qualcosa di più importante che riguarda, perché no, il campionato italiano, il Giro d'Italia e la classifica finale del Giglio d'Oro. Chi ha vinto la Rivelazione fra i neoprofessionisti al 99% è diventato davvero qualcosa di fantastico. Aru lo è di già, perché già si è dimostrato di essere davvero importante come è stato l'anno scorso Moreno Moser, quindi credo nomi che faranno comunque la differenza negli anni fra i giovani. Poi velocemente anche gli altri premiati, ricordiamo Matteo Trippi che è aretino, compaesano di Daniele Bennati, anche lui premiato a Rivelazione, e diciamo che però c'è doppia soddisfazione perché poi corre per una società di Calenzano, la Fosco Bessi. Matteo Trippi con questo campionato italiano negli juniores ha avuto, non lo so, è stato un privilegio anche per noi perché essendo qui di una squadra di Calenzano a vincere un riconoscimento che a livello nazionale credo sia qualcosa di magico, ma credo che sia magico il fatto della Toscana. La Toscana sta dando dei risultati, li ha dati negli anni e gli sta dando anche ora e ci auguriamo che continui a darli. Poi voglio sottolineare che quest'anno fra i premi importanti quello di Marina Romoli per il premio Bartali, perché il Giglio d'Oro partecipa alla sua onlus, ma il riconoscimento che gli abbiamo tributato credo che per la battaglia che fa davvero non ha eguali e non c'è stato da parte della Commissione neanche un minimo ripensamento sulla sua assegnazione. Noi vogliamo come Giglio d'Oro essergli accanto, lo saremo per il possibile perché questo è un argomento che vogliamo assolutamente continuare a fare nei suoi confronti. Ne va della sopravvivenza del ciclismo stesso? Ne va della sopravvivenza perché è un problema che va assolutamente sottolineato, ma quello che lei sta facendo
è davvero qualcosa di meritevole, anche perché insomma ha giocato sulla sua pelle, senza contare il fatto che Giglio d'Oro a 2 anni ospita il Memorial Tommaso Cavorso, legato a una disavventura di un ragazzo di 14 anni che non c'è più, falciato da una macchina. Quindi queste biciclette che sono tanto bistrattate, ma c'è anche dei problemi che vanno assolutamente caldeggiati. Se noi riusciamo nel nostro percorso a dare un minimo di apporto, a sensibilizzare quello che vuole essere le attenzioni, credo che insomma noi vogliamo farlo. Ecco, quindi ricordiamo che questo Memorial Cavorso è andato a Filippo Magli, che è giovane esordiente del secondo anno, molto promettente. Gli altri premi, quello che avete ospitato, tra virgolette, di BC Sport, Arturo Santeria, a Paolo Savoldelli, ex ciclista, vincitore di Giro d'Italia e microfoni Rai. E poi ricordiamo quei due non sono potuti intervenire, praticamente Joaquin Rodriguez, il premio internazionale Giglio d'Oro, e quello dedicato al campione italiano su strada, Ivan Santoromita. Comunque un'edizione direi memorabile del Giglio d'Oro, e non poteva essere altrimenti per la 40ª volta che ci ritroviamo qui a Calenzano. Non siamo riusciti a fare l'unplane perché Joaquin fino a 4 giorni fa era in dubbio se arrivare o no, e devo dire che insomma io ci contavo, come Santoromita, che si è sposato da pochi giorni, mi ha detto non me la sento di fare un viaggio così lungo, per cui insomma non se l'è sentita. Comunque gli ringraziamo lo stesso e gli diciamo bravo per quello che hanno fatto, però Giglio d'Oro credo come 40ª edizione, i premiati che ci sono stati davvero importanti. Brevemente 2 parole sugli sponsor che vuoi ricordare, poi c'è stato anche il direttore dell'Autodromo del Mugello che ha detto cose molto belle anche a favore del ciclismo, non solo dei motori, delle ruote motorizzate, quindi vuoi ricordare gli sponsor, chi ti ha dato una mano? Sì, no, io quello che voglio sottolineare, questi sponsor come li abbiamo definiti, che pedalano con noi, perché pedalano con noi su un progetto che noi abbiamo di divulgazione del ciclismo, sulla sicurezza, su quello che vuole essere un impegno sociale, su quello che vuole essere cultura, su quello che vuole essere alimentazione, perché il Giglio d'Oro è un progetto che noi portiamo avanti anche con altri avvenimenti che si fanno a settembre, con un convegno a livello internazionale e la Gran Fondo intitolata Giglio d'Oro Alfredo Martini. Vuole essere un contributo a far sì che questi appuntamenti vadano anche a portare dei vantaggi, se vogliamo, al territorio stesso. Quindi Giglio d'Oro si mette in gioco anche su queste cose, lavorando sulla sicurezza, sull'alimentazione, salute, per quanto riguarda il nostro progetto. Insomma, chi è con noi sono delle aziende importanti che ci danno un contributo, lo si vede dai cartelloni, basta che voi scorriate queste immagini. Pertanto sono persone che hanno aderito a questo progetto, io li ringrazio perché sono convinto che ci saranno anche l'anno prossimo. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.